noi dobbiamo guardare anche con ottimismo al futuro. Certo ha ragione lei quando dice ma i tempi quali saranno, ma i conti. E noi ci troveremo comunque e dobbiamo essere lì pronti alla chiamata, come si dice, nel momento in cui arriveranno i decreti attuativi. E il primo sta già arrivando, che è quello del federalismo demaniale. Dall'altro il Veneto al suo interno dovrà proporre anche delle nuove forme di autonomia da negoziare con lo Stato centrale. Non è vietato proporre delle forme di autonomia. Penso che abbiamo il 116, il 117, il 119 della Costituzione, che sono lì. La Lombardia ha fatto i suoi passi, questo lo dobbiamo dire. Il Veneto li può fare anche in funzione di quello che già c'è in Costituzione, perché in Costituzione comunque mi hanno chiesto quando ho giurato fedeltà alla Costituzione, ho detto ma come fa un leghista a giurare fedeltà alla Costituzione? La Costituzione è scritta da federalisti puro sangue, leggete la Costituzione, è la gestione che è centralista della Costituzione italiana, ma la Costituzione è scritta, i padri costituenti pensavano a uno Stato federale, tanto è vero che abbiamo gli articoli, cioè non è vietato pensare a un'Italia che sia federale. Il problema è che chi l'ha gestita fino adesso questa Costituzione e questa Italia ha avuto un'ottica centralista da paura. Non avevano immaginato i conti che sarebbero poi... Beh, il centralismo paga in alcuni casi. Io vedo che le regioni del sud si sono fatte pagare per bene, nel senso che sono lì sempre a suonare il campanello, a battere cassa, i conti li abbiamo visti tutti, gli sprechi li abbiamo visti tutti, perché non è che non si è investito nelle regioni del sud, il problema è che non c'è stato nessun ritorno. Cioè a Rosarno si lamentano perché gli immigrati clandestini, se non ci sono, non si coltivano più i campi. E il resto dell'Italia come fa? Che ha gli immigrati non sono clandestini? Cioè quello è il sinonimo che abbiamo due Italie, questo è il termometro dei fatti di Rosarno. Cioè noi abbiamo un'agricoltura in Italia da nord a sud che procede con gli stagionali in regola, che hanno fatto le loro sanatorie, che sono arrivati ai clandestini ma si sono regolarizzati, e poi ci sono delle sacche di illegalità dove fra l'altro si fa, oltre a trattare come gli schiavi i lavoratori, si fa anche dumping poi con le produzioni sul mercato. Cioè è scandaloso quello che sta accadendo. Io direi innanzitutto una cosa fondamentale, che la visione federalista, i padri del federalismo e un po' le dottrine federaliste e anche quello che è accaduto in Europa, penso alla Spagna con la Catalogna piuttosto che la devolution in Scozia, ci insegnano che la visione vera del federalismo è quella della geometria variabile, ovvero ognuno si porta a casa la sua dote di federalismo. I calabresi vogliono rimanere appesi a Roma e succhiare sempre e poppare da Roma, se la vedano con Roma. Noi diciamo a Roma, riconosciamo l'unità nazionale, vediamo il movimento federalista come un movimento centripeto e non centrifugo rispetto a Roma, rispetto all'unità del paese, e quindi è la vera soluzione per tenere il paese unito e dare federalismo ai territori, e poi ne vogliamo una dose un po' più efficace. Sì, ma su quale materie lei vuole avere più autonomia? Beh, noi abbiamo ad esempio ipotizzato, e questo lo dico in generale, lo dico anche come partito, visto e considerato che ci riteniamo i padri del federalismo, ad esempio abbiamo parlato con chiarezza di tutto quello che riguarda, l'esempio del demanio è uno degli aspetti, quindi il patrimonio. Giusto che il patrimonio dello Stato che si ritrova all'interno dei confini di un comune o della regione sia degli enti locali, non si capisce perché lo Stato deve venire a gestire, scusate, le concessioni delle spiagge in Veneto. Ma saranno dei veneti le spiagge, non capisco. E i proventi debbono restare in Veneto.